Grazie a Massimo Postiglione. Noi siamo in compagnia di Paolo Galimberti, il presidente dei giovani imprenditori della Confcommercio, proprio per parlare di questo blitz degli uomini dell'Agenzia delle Entrate a Courmayeur. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, abbiamo sentito, gli albergatori si lamentano, hanno protestato. Perché mai? Ma guardi, innanzitutto voglio dire che noi siamo favorevoli a che vengano effettuati i controlli, perché chi evade è un concorrente sleale e poi mette in discussione il delicato equilibrio di rapporto democratico tra cittadino e Stato. Mi chiedo però se per combattere il fenomeno dell'evasione servano azioni così spettacolari, che di fatto mettono a disagio comunque i consumatori e mettono in discussione i consumi che già sono in una fase assolutamente recessiva. Basti ricordare che da oltre 10 anni i consumi in Italia non sono cresciuti più di uno 0,5%. Ecco, io dico controlli sì, ma controlli... perché dovrebbero incidere sui consumi? Non mi è chiaro questo. Perché vede, nel momento in cui ci sono dei controlli nei punti di vendita il sabato, che è il giorno comunque di maggior attività commerciale, è ovvio che l'esercente debba dare assistenza a chi viene a verificarlo e di conseguenza deve distrarre la propria attività dal seguire i consumatori. Ecco, io mi chiedo se anziché fare controlli spettacolari il sabato non si possano magari fare il mercoledì. A me pare che in generale questi blitz, al di là del fatto se siano efficaci o meno, si inseriscano in una sorta di campagna culturale che sta facendo il governo Monti, però si associano infatti alla tracciabilità del denaro e a un controllo fiscale più globale, non è così? Mi permetta innanzitutto di evidenziare che termini come blitz, liste nere, liste di proscrizioni non si addicono alla normale attività di controllo fiscale che debba essere effettuata su un'impresa. Io vorrei ricondurre tutta a una maggiore normalità. Senza dubbio una maggiore etica anche dal punto di vista fiscale è auspicabile e soprattutto mi preme sottolineare, e concordo pienamente, quello che ha detto il primo ministro Monti, che i proventi di questi controlli debbano andare alla riduzione delle tasse sia dei cittadini che delle imprese, perché ricordo che l'Italia è tra i primi paesi al mondo per tassazione, ma non è soltanto l'importo delle tasse che si pagano a creare un problema, ma anche come si pagano le tasse, perché è un sistema così farraginoso che il pagar tasse significa comunque aumentare dei costi aziendali per seguire le corrette procedure. Bene, chiarissima la posizione di Paolo Galimberti, presidente giovani imprenditori della Confcommercio. Grazie per essere stato con noi. Grazie. Ci spostiamo in